Amici di Onda TV e Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. Ci troviamo in un bellissimo borgo siciliano, siamo in provincia di Messina, esattamente ci troviamo a Ficarra. E oggi in compagnia di Stefania Bonifacio, ma anche in compagnia di due cugini illustri. Ecco, chi abbiamo qui accanto, Stefania? Abbiamo qui accanto Lucio Piccolo e Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ebbene, noi oggi vogliamo parlare in particolar modo dell'autore del romanzo Il Gattopardo, perché questo celebre scrittore, diventato celebre dopo la morte, quindi postumo, ha dei legami particolari con questo paese e questi legami li ritroviamo nel romanzo. Quindi seguiteci per poter scoprire qualcosa, ecco, di nuovo, o forse diciamo di già saputo, ma nei particolari e nell'approfondimento. Sicuramente chi ci sta seguendo conosce il Gattopardo, ma pochi sanno che Tomasi di Lampedusa ha soggiornato anche qui a Ficarra. Ha soggiornato a Ficarra durante l'estate del 1943, quando il palazzo di Palermo, il bellissimo palazzo di Palermo, viene bombardato da 1800 kg di ordigni. Quindi nel 1943 gli anglo-americani, i cosiddetti alleati, bombardarono il capoluogo siciliano in maniera massacrante e il palazzo di Giuseppe purtroppo venne distrutto. Tant'è vero che lo scrittore per diversi giorni si aggirò tra le macerie con i ladri per cercare di recuperare qualche cimelio, qualche ricordo di famiglia, qualche ricordo personale, persino qualche libro. In questo viaggio a Ficarra andremo a scoprire un luogo particolare, un luogo che è stato recuperato grazie a te, grazie anche a tuo marito. Avete costituito il Museo della Memoria proprio per mantenere la memoria di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Dici bene, Daniele? Bene, era l'estate del 1943 quando Giuseppe viene a Ficarra e abita in un palazzetto ameno dell'Ottocento, ma c'è tutta una dinamica che lo porta a Ficarra e questa dinamica addirittura parte da Capo d'Orlando dove abitava il cugino Lucio, quindi seguiteci per poter scoprire qualcosa, ecco, di nuovo, sapere qualcosa. Bene amici, allora noi siamo qui nel centro di Ficarra, nel palazzo municipale recentemente restaurato. Il Museo della Memoria si trova poco distante. Il Museo della Memoria si trova a 50 metri, forse anche meno. Siamo in pieno centro storico, pochissimi scalini, accanto si può dire lungo il percorso che porta alla Chiesa Madre c'è questo ameno palazzetto dell'Ottocento dove è possibile, diciamo, fare incontri culturali, presentazioni di libri, matrimoni, battesimi, maternità, tutto quello che volete, o comunque venire soltanto a vederlo per poter veramente arricchire lo spirito, l'animo, gli occhi, ecco, un po' di bellezza e di un po' di storia, perché ne abbiamo bisogno in un periodo veramente dove c'è meno bellezza, meno storia, meno cultura oggi. Seguiteci in questo viaggio, parleremo anche di gastronomia perché gusteremo qualche pietanza tipica di questo luogo e ci farà compagnia anche chi? Ci fa compagnia Nuvola! Nuvola, ciao! Allora ci farà compagnia in questo viaggio alla scoperta di Ficarra e del Museo della Memoria. Stefania, proprio all'ingresso di questo borgo troviamo il soldato morto. Sì, è un soldato che è morto nel 1943, appartenente all'esercito tedesco che era di presidio qui a Ficarra. Questo soldato venne a morire qui sotto un albero d'ulivo. Ebbene, nessuno diede sepoltura, tranne un signore di Ficarra, possiamo dire un filantropo, aveva studiato agrimensura ed era riuscito a far commerciare gli agrumi, ecco, dalla Sicilia, da Capo d'Orlando fino agli Stati Uniti d'America. In quel periodo la gente stava tappata nelle case perché gli eserciti, perché
i soldati avrebbero potuto uccidere facilmente o addirittura violentare le donne. Questo signore, questo filantropo, aveva un nome, si chiamava Ciccio Tumeo e lui si attivò per dare sepoltura a questo cadavere, a questo corpo, a qualunque ordine, a qualunque nazionalità appartenesse. Era una vita spenta, una vita troncata, che era stata lasciata qui. Si ricordò di questo personaggio e ne fece uno dei personaggi del suo romanzo, mantenendo persino il nome Don Ciccio Tumeo, il quale era un appassionato di caccia, quindi un appassionato dell'attività venatoria, e quando a un certo punto lui denuncia i brogli elettorali, perché siamo nel 1860, il romanzo si svolge nel 1860, è ambientato nel 1860 al passaggio dei Garibaldini, quindi racconta un po' le vicende legate all'unità d'Italia attraverso lo sguardo di un aristocratico siciliano, appunto il Gattopardo, il principe Giulio Fabrizio di Salina, che in realtà è il bisnonno dell'autore, Giulio Fabrizio di Lampedusa. I personaggi del romanzo sono tutti reali, i nomi sono stati cambiati, ma sono i personaggi, gli antenati della famiglia dello scrittore. Quindi Giuseppe Tomasi di Lampedusa si ricorda di questo Don Ciccio Tumeo, incontrato 12 anni prima nel paesino di Ficarra, e lo riporta nel romanzo. Un ritratto tale quale, con le sue idee filomonarchiche. Io i savoiardi me li mangio col caffè. Io ho votato no, principe, ho votato no, ma il mio no è stato trasformato in sì. Ebbene, sono quelle cose che a un certo punto ritrovano, o meglio, vestono la dignità letteraria, quindi un fatto contingente che poi diventa un fatto letterario. Stefania, siamo arrivati alla Casa della Memoria, eccola qui davanti a noi. Eh sì, è questo palazzo dell'Ottocento che per circa 3 mesi, nell'estate del 43, ha ospitato l'autore del celebre romanzo Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Finalmente siamo qui e questa Casa della Memoria dal 4 aprile, o meglio diciamo il 4 aprile, sono così iniziati i lavori di ristrutturazione, o meglio di allestimento, per cercare di recuperare quello che è appartenuto allo scrittore o quello che si presume sia appartenuto allo scrittore. Ebbene, non ci resta altro che entrare per poter vedere cosa è stato realizzato. Questa è una casa aperta a coloro che vogliono conoscere questa fetta di storia, quindi è una sorta di casa, museo visitabile. E poi è aperta alle scuole, qui si fa didattica e si farà didattica di storia della Sicilia, si possono tenere conferenze di presentazione, libri, concerti, matrimoni, feste di compleanno e chi più ne ha più ne metta. Allora, noi entriamo all'interno della Casa della Memoria di Ficarra, si trova proprio a pochi metri dalla piazza centrale. Pochi metri dalla piazza centrale, a 20-30 metri dalla piazza centrale c'è questo palazzetto dell'Ottocento dove veramente è possibile fare un bagno nella storia, un bagno nella bellezza. Ma tu non sei di Ficarra, ma come arrivi a Ficarra e quindi poi come nasce il progetto di aprire addirittura una Casa della Memoria? Bene, io non sono di Ficarra, è vero, diciamo che per tanti anni ho abitato a Catania, sono nativa di Caltanissetta, quindi non c'è un legame parentale con questi posti, c'è un legame di affettività culturale, perché io vengo a Ficarra per motivi culturali. Vale a dire, per tanti anni ho tenuto al Palazzo Milio i laboratori di storia della Sicilia nelle dimore storiche, e tra le dimore storiche c'era Palazzo Milio. Forse sono l'unica catanese o l'unica siciliana che è venuta qui per motivi culturali.
Poi mi ha, diciamo, tanto affascinato l'aspetto turistico, l'aspetto paesaggistico, anche il calore della gente, anche il pettegolezzo della gente, mettiamocelo pure, mettiamo, diciamo, tutto in questo contorno antropologico che fa paese e poi, insomma, è paese, quella comunità che si ricorda di te quando tu non ci sei. Ora io sono per esempio residente a Sinagra e molti mi chiedono: signora, quando è che viene a Ficarra? Ma io ci sono già tornata a Ficarra con la Casa della Memoria. Bene, entriamo dentro. Stefania, siamo finalmente arrivati nel Museo della Memoria e questa è la parte più antica, ristrutturata, poi quindi oggi è più nuova? Questa è la parte più nuova, ristrutturata, perché qui abbiamo voluto realizzare una sorta di salone dove è possibile tenere conferenze di presentazione di libri, concerti e così via, la didattica di storia della Sicilia per le scuole, fotografie, eccetera, eccetera. Noi abbiamo cominciato da qui, che è la parte bassa della casa. Un po' abbiamo voluto, possiamo dire, riprendere, forse diciamo ecco, in misura ridotta, quello che era il Palazzo del Principe. Chiaramente il Palazzo del Principe a Palermo, del vero Gattopardo di Giulio Fabrizio di Lampedusa, aveva nella parte bassa una sorta di teatro dove lui teneva uno spettacolo per gli amici, per i parenti, spettacoli di commedie, di opere scritte da lui. Noi abbiamo pensato di realizzare per questo, ecco, in questo salone, uno spazio riservato al pubblico, per chi volesse appunto diciamo tenere conferenze di presentazione libri o concerti o via dicendo, o incontri, e noi mettiamo a disposizione questo salone. Abbiamo voluto allestire con i fotogrammi, ecco, ricavati, rubati possiamo dire dalla cinematografia. Questo successo cinematografico voluto da Luchino Visconti, ecco, che è costato tantissimo all'epoca, e Luchino Visconti era un maniaco della perfezione, addirittura curava nei minimi particolari persino ogni minimo soprammobile. Lui pagò con stipendi da favola tutti i suoi collaboratori, persino diciamo a cominciare da quelli che ricercavano le suppellettili per ricreare l'ambiente principesco del 1860. Di cosa tratta il romanzo? Il romanzo è lo sguardo di un aristocratico siciliano, di un nobile legato a dei valori, legato al concetto di raffinatezza, di eleganza, di cultura, di preparazione, che purtroppo vede con l'avvento, ecco, dei garibaldini e con l'annessione all'unità d'Italia, l'annessione della Sicilia all'unità d'Italia, vede questo passaggio della società. Apparentemente una società che non cambia, come dice Tancredi, il nipote squattrinato che viene adottato dallo zio Giulio Fabrizio Salina, dice: zione, se vogliamo che tutto rimanga com'è è necessario che tutto cambi. Per questo il nipote si arruola nell'esercito garibaldino, quindi una novità. Ma lo zio sa che tutto invece cambierà e sarà peggio, perché arriveranno i nuovi ricchi, i borghesi, i cosiddetti parvenu, e sono quelli che oggi un po' comandano la società. Ecco, sono questi nuovi ricchi un po' legati, un po' slegati, non hanno recuperato il concetto di raffinatezza, di eleganza, di preparazione, per dare soltanto spazio al concetto dell'apparire. Quindi il romanzo è universalmente valido. Il romanzo, come sappiamo, non viene pubblicato mentre Giuseppe Tomasi era in vita. Giuseppe Tomasi morirà il 23 luglio del 1957 e purtroppo col dolore e col dispiacere di non vedere pubblicato il suo romanzo, perché all'epoca l'Einaudi e la Mondadori, il talent scout, colui che ricevette il romanzo era un altro scrittore siciliano, Elio Vittorini. Forse all'epoca Elio Vittorini capì poco, ecco, del valore di quest'opera. Disse che era un qualcosa di stereotipato, forse una replica dei viceré, era qualcosa che sapeva di vecchio,
E lui in realtà cercava romanzi nuovi, di spirito nuovo, forse perché era anche un comunista e la visione di un aristocratico un po' lo disturbava tanto. Meno male che poi il romanzo, grazie alla figlia di Benedetto Croce, Elena Croce, il romanzo passò, ecco, viene considerato dalla Feltrinelli attraverso Giorgio Bassani. Elena Croce e Giorgio Bassani arriva alla Feltrinelli e il romanzo quindi sale alla notorietà dell'editoria. L'anno dopo la morte dell'autore, il romanzo era già un best seller. E nel 63 poi Luchino Visconti ne ha fatto un capolavoro cinematografico noto in tutto il mondo. Basta venire qui e vedere alcuni dei fotogrammi del film, quindi per fare un tuffo nel passato, e poi ci sono anche alcuni abiti che ci portano appunto a quelle scene del Gattopardo. Ma il museo, la Casa della Memoria, ha tante altre chicche conservate all'interno. Ecco, questo è stato uno stemma, non l'ho trovato chiaramente nella casa, tutto questo allestimento è stato da noi creato, da me e da mio marito, ecco, Angelo Consolo. Qui abbiamo lo stemma che è una fedele riproduzione dello stemma del Palazzo Ducale di Palma di Montechiaro, perché la famiglia ha origini a Palma di Montechiaro. Adesso sopra vedremo, ecco, potremo scoprire qualche curiosità storica. E come vedete lo stemma è un leopardo. Lo chiamavano Gattopardo perché così i contadini di Palma di Montechiaro chiamavano il principe, un gattopardo. E poi ecco la scritta Spes mea in Deo est, la mia speranza è in Dio. Scopriremo come nella famiglia di Giuseppe Tomasi ci sono dei santi. Abbiamo scoperto una galleria di santi, veramente qualcosa di bello. E allora il nostro viaggio qui al Museo della Memoria continua, quindi Stefania ci accompagnerai a scoprire gli ambienti di questa casa. Sì, vi accompagnerò a scoprire gli ambienti di questa casa con molta gioia, perché come diceva un proverbio tedesco, non solo bisogna saper fare, ma bisogna anche far sapere. Stefania, siamo arrivati in un altro piano di questo palazzo, questo è il piano nobile? È il piano nobile e qui vedremo lo studio dello scrittore, una stanza annessa dove abbiamo affisso le prime locandine del successo cinematografico e vedremo anche la camera da letto dello scrittore. Allora facciamo così, io tengo Nuvola e tu accompagni i telespettatori di Onda TV e Bella Sicilia in un viaggio veloce all'interno del museo. Con molto onore, grazie allora. E allora dammi Nuvola vieni qui con me, io passo il microfono. Nuvola, stai con zio Daniele, ecco, mentre con Adriano facciamo questo ingresso, apriamo la porta e entriamo nella Casa della Memoria. Pronto? Sono Lampedusa. Era così che si presentava lo scrittore, questo è un telefono degli anni 40, tutto originale, e qui vediamo Don Ciccio Tumeo, quel personaggio che conobbe Giuseppe nel 1943. È quel agrimensore, campiere, quindi filantropo, che si attivò per dare sepoltura a quel soldato morto. Una vita che era lasciata lì, abbandonata all'ingresso del paese, dato che tutti erano fuggiti. Ed è lui, ecco, quel personaggio che noi ritroviamo nel romanzo, con le sue idee filomonarchiche. Io i savoiardi me li mangio col caffè. Qui vediamo, facciamo quindi una rassegna veloce, qui vediamo il vero ritratto del Gattopardo, che noi siamo abituati a vedere col volto di Burt Lancaster. In realtà è lui, Giulio Fabrizio di Lampedusa, il bisnonno di Giuseppe Tomasi. Ecco, un uomo raffinato, elegante, un astronomo per passione. Infatti scoprì due pianetini, Palma e Lampedusa, che nel romanzo sono Svelto e Salina.
Ebbene, e questo è l'abito, cioè, o meglio, riproduce, non è l'abito in originale questo, ma riproduce un po' l'abito della principessa Beatrice Tasca di Cutò, la mamma di Giuseppe, perché Giuseppe con la mamma e poi con la moglie vennero ad abitare qui, in questo palazzo. Era l'estate del 1943. E qui entriamo nello studio e abbiamo ricostruito questa galleria di santi, perché nella famiglia di Giuseppe dal secolo XVII, dal 1600, ecco, ci sono dei santi. Ci sono i fondatori della città di Palma, Giulio, Fabrizio e Carlo, due fratelli che spinti poi, mossi da una crisi mistica, ecco, devolvono tutto alla Chiesa, trasformano per esempio, cioè danno tutti i loro beni al convento di Palma di Montechiaro, al convento delle Benedettine. Lui, Carlo, studia al collegio dei Teatini, ha dal re Filippo di Spagna la licenza populandi, cioè la licenza di fondare una città, e per fondare una città devi trovare i soldi, le case degli abitanti, il lavoro per gli abitanti. Si dice che loro avessero fondato la città liberando i carcerati. Si dice che i primi abitanti di Palma di Montechiaro sono proprio i Galeotti, è una chicca storica. Ecco, Giulio Fabrizio, dopo aver devoluto tutti i suoi beni, ha una crisi mistica, si chiude in convento la moglie Rosalia Traina, anche lei presa da una crisi mistica. E poi voglio veramente che si posi l'attenzione sulla venerabile Suor Maria Crocifissa, al secolo Isabella, nel romanzo Isabella Corbera, anche lei personaggio storico realmente esistito. Lei è sepolta nel convento delle Benedettine a Palma di Montechiaro e si conserva la lettera del diavolo. Era il 1676, c'era l'ora dei vespri, quando le consorelle non vedono Suor Maria Crocifissa. La trovano in cella con la faccia sporca di inchiostro e una lettera. Lei era vessata continuamente dall'anticristo. Era vessata perché è una donna mistica, una donna anche molto semplice d'animo. Stava scrivendo una lettera al confessore quando il diavolo impone che lei scriva una lettera dove chieda alla misericordia, cioè chieda a Dio che tutti i peccatori vadano all'inferno. Lei invece pregava per le anime dei peccatori affinché fossero salvati dalla misericordia, fossero salvate dalla misericordia divina. E sì, questa lettera si conserva, compreso il sasso che il demonio le lanciò. Per volere di Dio quel sasso arrestò il suo corso e deviò traiettoria. Si conserva anche quello. Quindi lei fu un'antenata di Giuseppe Tomasi, assieme i suoi fratelli furono insomma tutte anime che popolarono il convento, tra cui il beato, o forse no, questo è già santo, il cardinale Giuseppe, di cui si conservano, è stato canonizzato da Giovanni Paolo II, di cui si conservano le babucce e il cappello cardinalizio. E poi, ecco, segmenti derivati dalla vita dell'autore. Lui con la moglie, Alexandra Wolf Stommersy, la scienziata psicanalista, che non visse, si può dire, non era ben accetta dalla famiglia dello scrittore. La madre, Beatrice, la principessa Tasca di Cutò, molto, molto presente nella vita dello scrittore, molto, molto legata al figlio, come un po' tutte le madri troppo apprensive. Le tre sorelle, Lina, Teresa e Beatrice stessa, sono tre delle sorelle, ecco, appartenute alla famiglia. Io non mi posso dilungare su tanti particolari. Le cartoline che mi sono state benevolmente regalate dal Presidente del Consiglio, Vittorio Tumeo, discendente di quel Don Ciccio di cui abbiamo parlato poc'anzi. E poi quest'uomo qui che quando conobbe Giuseppe aveva 20 anni e fu lui il primo a battere i primi capitoli del Gattopardo a macchina. Questo perché? Perché Giuseppe non aveva una macchina da scrivere, quindi si appoggiò a questo ragazzo
ragazzo che sarebbe diventato, secondo i disegni del padre, un ordinario avvocato, ma lui già a 20 anni aveva la vocazione per le lettere. Frequentò Giuseppe Tomasi per circa un biennio. L'appuntamento era 3 volte la settimana, perché Giuseppe voleva consegnare un po' la sua conoscenza, il suo sapere a un giovane, e ci fu un gruppo di ragazzi che all'epoca frequentò Giuseppe Tomasi, tra cui Gioacchino Lanza, che poi sarà suo figlio adottivo, Mirella Radice, la fidanzata, e Francesco Orlando, questo giovane che poi diventerà professore di critica letteraria alla Scuola Normale di Pisa. Non vi dico altro perché vi tolgo poi la bellezza di venire a vedere in questa casa per sapere ancora di più. Vi faccio vedere semplicemente la stanzetta dove abbiamo affisso le locandine del primo capolavoro cinematografico, e qui campeggia al centro della parete, ecco, la scena del ballo. Allora ci accingiamo ad andare alla camera da letto dello scrittore, quello che rimane della camera da letto, per vedere anche qualche curiosità sull'ordine, sul senso di ordine che accompagnava questo principe sfollato qui a Ficarra, perché poi più tardi spiegheremo assieme a Daniele, diremo: ma perché è venuto proprio a Ficarra e non in un altro paese, o perché non è rimasto a Capo d'Orlando, a casa del cugino? Lo diciamo più tardi. E qui stiamo entrando in una stanza dove è stato così, diciamo, depositata, o meglio, dove è esposta parte della camera da letto dello scrittore. Vediamo anche quello che si presume sia stato il nécessaire, persino con la polvere dell'epoca, ecco, perché anche se lo si vedeva un po' in maniera trasandata, Giuseppe Tomasi era un uomo che d'estate andava col cappotto, con le tasche sformate dai libri. Era pur sempre un uomo che magari amava certamente la pulizia, l'ordine, insomma questi sono, ecco, gli accessori che si utilizzavano negli anni 40. E poi, questa è la parte moderna, chi volesse alloggiare una notte nella casa museo, c'è la possibilità di alloggiare in questa camera da letto, che pur sempre in stile moderno è la camera da letto che io qui ho trovato, degli antichi proprietari, signori Gullà. Ecco, io l'ho lasciata così, non ho cambiato nulla. Ecco, chi volesse alloggiare in questa camera da letto, pur sempre moderna, ma in questa struttura storica, può alloggiare qui. Si dorme bene, ci si sveglia benissimo. I rintocchi della campana del paese segnano il tempo, insomma, roba d'altri tempi. Tomasi di Lampedusa amava molto il verde, amava molto le rose, e nelle sue dimore appunto c'erano sempre dei giardini. Qui accanto alla Casa della Memoria c'è questo piccolo angolo dove appunto immaginiamo che Tomasi di Lampedusa si fermasse magari per leggere qualche libro. Nel romanzo Il Gattopardo c'è il ricordo dei tanti giardini, dei grandi cortili, delle grandi stanze, dei corridoi del suo palazzo, perché il mondo per questo scrittore è stato anche rappresentato dai palazzi dove lui ha abitato, anche se lui è stato un grande viaggiatore. Giuseppe Tomasi ha viaggiato per l'Europa
e conobbe infatti la moglie a Londra nel 1925. Sì, c'è questo ricordo delle piante, ricordo delle rose Paul de Ron, addirittura provenienti da Parigi, nel suo romanzo. Ecco, c'è il principe, c'è questo momento, possiamo dire, idillico, dove il principe in compagnia di Bendicò attraversa il sentiero, dove le siepi, più che tracciare il cammino, sembrava che lo impedissero perché erano cresciute un po' incolte. E poi questi profumi untuosi, questi odori che sono irrorati, sono nutriti dalla terra di Sicilia, un po' molto arsa dal sole, e queste rose che avevano assunto addirittura l'aspetto di cavoli, con un odore che richiamava, sono le parole di Giuseppe, non sono le mie per carità, ecco, con un odore che richiamava l'umore di certe cosce di ballerine dell'opera. Insomma, c'è questo ricordo, veramente queste sensazioni. Ma volevo anche dirti un'altra cosa, Daniele. Come mai lo scrittore, ecco, giunge appunto, come mai arriva proprio a Ficarra e non a Capodorlando o gli altri comuni limitrofi? Bellissima domanda. In realtà, quando venne bombardato il palazzo di Palermo, Giuseppe con la madre si precipita dal cugino a Villa Piccolo a Capodorlando. E dopo un po' di tempo le sorelle forse non andavano d'accordo, ciascuno voleva avere i propri spazi. Loro affittano una casetta a Vina, a 1,5 km da Villa Piccolo. Era una calda giornata estiva e donna Beatrice vuole andare a mare. Giuseppe sta leggendo un libro e un po' si rifiuta di accompagnare la madre. Ma andiamo in spiaggia perché è una bella giornata. Era il 1943, mentre Giuseppe con la mamma sono in spiaggia, una bomba cade nella casa dove loro abitavano, lì a Capodorlando. Quindi per la seconda volta ancora macerie. E allora Giuseppe si precipita a casa del cugino. Donna Teresa dice: andatevene, portate sfortuna, non vi voglio qui a Capodorlando. E allora il campiere Pietro Gullà, la cui moglie aveva questa casa, ecco, dice: vi porto io in una bella casa a Ficarra, non vi preoccupate. E così da questa sciagura nasce la fortuna per Ficarra. Ecco. Quanto tempo soggiornò qui a Ficarra? Ma circa da luglio 1943, settembre-ottobre circa, poi insomma tornò a Palermo. E allora immaginiamo che qui a Ficarra ha gustato anche dei prodotti di eccellenza e noi vogliamo chiudere questa puntata mostrando a chi ci sta guardando da casa qualche eccellenza culinaria del posto. Tra l'altro Giuseppe era molto ghiotto di certe pietanze siciliane, dei sughi che si preparavano a casa del cugino. Con il cugino Lucio c'era veramente un interscambio culturale. Lucio amava molto la musica classica, era un talentuoso suonatore di piano. Ecco, a lui piaceva la musica di Wagner nella versione malipieriana, non mi chiedere cosa significa perché non lo so, non sono un'intenditrice, ecco, e tra i due c'era sempre un interscambio culturale sui brani, sulla critica musicale, sulla critica letteraria, veramente c'era una bella intesa. E c'era anche un'intesa per quanto riguarda le preferenze gastronomiche, molto ghiotto dei sughi siciliani. Allora noi andremo adesso qui in un luogo non tanto distante dalla Casa della Memoria e vedremo cosa ci hanno preparato. Voi restate con noi. Stefania, e abbiamo raggiunto la parte forse più antica del borgo. Siamo nella parte opposta da dove noi appunto abbiamo fatto le riprese poc'anzi, e siamo nella parte greco-bizantina. Noi in Sicilia abbiamo avuto 1000 anni di storia bizantina e qui ci troviamo di fronte una dimora che non è bizantina ma è del secolo XVII e abbiamo incontrato la proprietaria, la signora Rosaria. Signora Rosaria, allora, buongiorno. In questa antica dimora voi avete creato un locale, quindi un ristorante? Sì, abbiamo un ristorante, una struttura ricettiva con delle camere, quindi come un apart hotel.
Sappiamo che avete preparato qualcosa di buono da mostrare agli amici di Onda TV e Bella Sicilia. Sì, 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 qui si mangia benissimo e ci andiamo sempre sull'antico, perché se è un'antica dimora, quindi dobbiamo far mangiare le persone come mangiavano un tempo, genuine e buono. C'è lo chef che ci aspetta già. Certo, lo chef vi sta aspettando e vedete un po' la nostra sala dove ospitiamo le persone in questo borgo meraviglioso di Ficarra. Allora, andiamo a incontrare lo chef. Stefania, accompagnaci anche lei. Andiamo, ecco, lo vediamo già davanti a noi con tanti piatti. Andiamo a vedere cosa ha preparato di buono. Chef Antonio, buongiorno, ma quante cose buone ha preparato? Che cosina di buono abbiamo preparato noi, sì, ci sono dal pane fritto alle alici marinate, c'è queste qua, sono a beccafica, sono fatte una ricetta tradizionale con pomodorini, cappere, olive, poi abbiamo questa qua, la zuppa del marinaio che è fatta sempre con le cozze e un po' di pane croccante all'aglio, poi c'è i fagioli normalmente, poi c'è la pasta che è molto buona, questa qua è la pasta dei nebrodi fatta con la salsiccia di suino dei nebrodi e il finocchietto selvatico. Qui abbiamo la caponata. La caponata, tipo che anticamente prendeva questo nome dal capone perché veniva fatta dal pesce capone marinara, le dicevano così, poi man mano si è stata modificata e è fatto con le melenzane, con i peperoni e gli altri vari ingredienti. Abbiamo anche del buon vino e dell'olio extravergine locale. No, la produzione. Questa è una produzione Marinelli e che comunque non è di Ficarra ma è della Valle Alcantara. Sia il vino che l'olio è della Valle Alcantara, l'altro lato un po' distante Tutti prodotti siciliani, ecco. Prodotti siciliani. Anche le marmellatine sono fatte, confezionate da noi, non sono marmellate, sono confetture perché solo frutta e zucchero e nient'altro. Questo avete visto? Noi facciamo ancora molto più vasto, noi altre cose, facciamo tante cose perché svariamo sia dalla carne che dal pesce, diamo un po' tutte le esigenze del cliente, possiamo soddisfare, quasi tutte. Stefania, quante bontà su questa tavola. Quante bontà, questa dobbiamo anche pensare che era la cucina preferita dai nobili nel secolo XVII, XVIII, XIX. La cucina, ecco, la tipica cucina siciliana che proviene dalle ricette dei Monsù, dei cuochi, dei baroni, si ingentilisce, o meglio diventa trasformata, diventa più ricca attraverso gli apporti della cucina popolare. Per esempio le sarde a beccafico, una curiosità, perché si chiamano beccafico? Andando a spulciare nei testi antichi di cucina siciliana abbiamo scoperto che il nobile, nel 1700, il nobile siciliano, era ghiotto dei beccafico, che erano quegli uccelletti che beccavano i fichi piccolini. Lui li prendeva dal codino e li mangiava. La cuoca doveva prima pulirli e viscerarli e poi condirli. Ma quando la cuoca tornava a casa, suo marito gli chiedeva che mangiavo oggi un barone e lei doveva spiegare cosa fossero sti beccafico. Chiaramente la cuoca non ha la passione venatoria, la passione per la caccia, non può andare a prendere i beccafico, allora se ne va al mercato, compra la sarda, le sarde a beccafico, compra appunto la sarda. All'epoca si compravano le sarde che magari costavano poco. Ecco, che cosa si fa? Venivano condite con l'aglio, l'odore di finocchietto selvatico, 2 foglioline per fare l'alloro, tutto ripieno e diventavano sarde a beccafico. Dobbiamo pensare che l'utilizzo del finocchietto selvatico nella cucina siciliana aveva lo scopo anticamente, oggi neanche o meglio è appunto una prelibatezza, ma anticamente il finocchietto selvatico aveva la funzione di mascherare gli odori. Quando magari il pesce non era tanto fresco si metteva il finocchietto. Infatti il termine infinocchiare viene proprio da questo, diciamo, da questa consuetudine. Nell'osteria l'oste doveva, ecco, quando serviva del vino
purtroppo tendente all'aceto. Per mascherare quel sapore un gambo di finocchio, infinocchiare vuol dire in questo caso imbrogliare. Oggi invece diventa una spezia, oggi è un'erba chiaramente di cui se ne fa un largo uso per i prodotti genuini, per i prodotti profumatissimi e così via. Ma ogni cosa è chiaro, ha un suo significato. Diceva bene lo chef, la caponata. La caponata nasce nella caupona. Cos'era la caupona? La caupona era la taverna dove, ecco, l'ostessa serviva una galletta di pane ai marinai che avevano fatto tanti giorni, settimane, a volte mesi di navigazione. Serviva, ecco, una galletta di pane inzuppata in olio, vino e aceto, diciamo olio, sale, vino oppure aceto e olive e capperi. Chi aveva qualche soldo da spendere metteva qualche pezzetto di pesce. Ecco, diciamo man mano questo brodino, questa zuppa si va arricchendo con verdure, diciamo con le verdure. Quindi per esempio vengono introdotte le melenzane che vengono dall'India, vengono introdotti i peperoni, il pomodoro, perché noi abbiamo pomodorizzato tutta la cucina siciliana grazie a questa pianta che viene dall'America, tra l'altro. Quindi man mano, ecco, queste verdure entrano nel menù siciliano. Quindi ogni piatto ha le sue, ha le sue origini, ha la sua spiegazione, ha il suo perché. Quindi mangiare significa cultura. La cucina è cultura, per esempio anche le alici marinate. Oggi noi serviamo le alici marinate come specialità, ma un tempo nel 1700, quando la cuoca preparava l'alice marinata, perché la marinava? Perché magari aveva comprato quel pesce che non era tanto fresco, quindi bisognava, ecco, camuffare l'odore mettendo limone o aceto. Quindi questa è la spiegazione delle nostre pietanze. E noi allo chef chiediamo appunto di parlarci come si preparano questi piatti. Iniziamo dalle alici. Tecniche nostre queste qua, possiamo dire che sono marinate con l'aceto un pochettino, poi vengono condite e sono messe delle spezie tipo da menta, c'è il pepe rosa, semplice. Mentre qui abbiamo Queste vengono fatte tipo normale. che ingredienti utilizziamo? L'alice normalmente, l'alice è una panatura semplice, vengono panate, mettono fatte al forno e poi si fa questo pomodorino con i capperi, con le olive, con la cipolla, un soffritto tipo così e si vengono ad adagiare nel sugo stesso per qualche minuto in modo da prendere un po' di sapore. Qui invece? Quello è semplice pane fritto. Con l'impasto del pane? Sì, poi facciamo queste piccole forme particolari, le friggiamo e gli mettiamo alcune spezie nostre. Qui abbiamo detto che abbiamo Marinario, fagioli e cozze. Viene fatto i fagioli, vengono fatti i cozzi, sempre con le 3 spezie, c'è un po' di peperoncino, ricette sempre nostre, queste qua nostre. Quelle sono peperoni leggermente arrostiti, fatti e condite. Qui abbiamo il finocchietto che parlava. Finocchietto, salsiccia, tipo la secchione del Signore delle Nebrodi. Lì al pane ubriaco e viene un pane particolare, viene fatto tipo. Si utilizza il vino? Si utilizza il vino, viene prima marinato nel vino, poi viene cotto nel vino, un vino particolare molto rosso, molto forte, come colore infatti visto da quella coloratura rossa. E qui infine abbiamo. È tipo una specie di pizza condita all'interno, tipo molto leggera e noi l'abbiamo fatta tradizionale con molto. Cuduruni. Si faceva quando facevano il pane in casa e allora restava un po' di pasta e non ci entrava nei forni e allora loro lo imbottivano di quello che avevano e poi veniva fritto. Non si buttava niente. Si mettevano le cose che si avevano in casa. Mettevano dentro, quindi veniva fritto e mangiato subito, mentre il pane ancora restava nel forno, ecco, avevano già subito da mangiare. Ecco. Daniele, la particolarità di questo posto è che si unisce la storia, la bellezza, l'antichità, perché questa è una dimora antica, non a caso si chiama Antica Dimora Marinelli, e poi anche la prelibatezza gastronomica di queste pietanze. Quindi, insomma, la signora e lo chef ci stanno facendo venire l'acquolina in bocca. Allora, noi salutiamo tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia, li invitiamo a scoprire i borghi siciliani, in questo caso il borgo di Ficarra, visitare la Casa della Memoria per fare un salto nel passato e conoscere meglio un pezzo della nostra storia e poi chiudere in bellezza gustando qualcosa di locale
Anche i frutti, poi abbiamo poi qui a Ficarra, possiamo chiedere perché si chiama Ficarra? Lo chiedete a me, quindi penso che derivi dall'arabo, così come dicono le cronache, perché questa è terra dove nasce anche il fico. Tra l'altro la parola fico in greco è siuke, anzi sic è parola indoeuropea e vuol dire frutti che crescono al sole, che maturano sotto il sole, come sichius, la zucca, siché il fico. Questo in termine greco. La parola Sicilia appunto ha nella sua anima la parola siché, quindi la radice sic, terra dove i frutti maturano al calore del sole. Grazie, allora grazie allo chef. Grazie a voi, grazie buona anche giornata. Grazie a voi. per averci ospitato e per averci mostrato queste prelibatezze. Adesso resta altro che gustare. Certo. Grazie. Buona giornata. Ciao, alla prossima.